Poi, cosa sono? Tantissimi nel panorama politico lombardo, due enfants prodige, forzisti travolti da questa inchiesta. Chiaramente però Sammy Varin fa la sua profezia. Parlando di alleanze, visto che prossimamente coi 5 Stelle non so come va a finire, voi che ne pensate? La facciamo un'alternativa ai 5 Stelle? Che facciamo? Se molliamo i 5 Stelle, con chi andiamo? Oh, mi sembra di essere tornato indietro tanti anni fa, quando avevo tante fidanzate. Dicevo, dunque, se mollo questa, potrei mettermi con quell'altra. E però quell'altra è un po' rompipalle, cioè quest'altra invece una suora non me la dà mai. Cioè, bisogna fare tutti questi calcoli, signori. Già. Allora, se molliamo i 5 Stelle, dall'altra parte c'è Forza Italia che ha qualche problemino, sicuramente più della Lega dal punto di vista dei giudici, ma io prevedo e stravedo che ora delle prossime elezioni, o forse il giorno immediatamente dopo, ci sarà una scissione. Sì, ecco le carte, ora sono chiare. Una scissione all'interno di Forza Italia, un'esplosione, pum! Sì, come un'immane scoreggia politica, e uno andrà di qua e l'altro andrà di là, e si paracaduteranno qui nel cortile di via Bellerio. Mamma mia, speriamo di no. Però non esisterà più il centrodestra di prima, signori. Mago Varin sta prevedendo, ci sarà un altro panorama politico, non più Forza Italia, ma un Forza Meloni. Perché no? Ci starebbe bene. Ma sai qual è il problema, cazzolina? Che la Meloni è molto più centralista dei 5 Stelle. Quella ti conta anche quanti peli hai sul sedere. Come facciamo? E adesso ci contiamo i peli sul sedere, Roberto Colombo. Quanti peli hai sul sedere? Contiamoli. Vediamo quanto populista è il nostro regista Roberto Colombo. Fai schifo, mi ha scritto. Ah, ben pensante. Tu sei uno di quelli che vota già quella signorina che vorrebbe mettere la tendina sulle croci, eh? Vota Moretti. È inutile che mi fai i gestacci. Tu voti Moretti alle europee, perché così non ti prendi la querela. Moretti querela chiunque dica che lei ha messo la tendina sulle croci, lo querela. Ma se dice le cazzate, che dobbiamo fare, signori? Ci toppiamo le orecchie, impareremo anche a topparci le orecchie. Subito le linee aperte allo 0266203529. Chi vuole parlare con Sammy Varin quest'oggi parlerà anche con i nostri ospiti. Perché? Perché da Civitanova Marche, in provincia di Macerata, abbiamo in studio l'assessore alla sicurezza. Eccolo qua, ciao! Salve, buon pomeriggio a tutti. Presentati ai nostri ascoltatori. Sono Giuseppe Cognini, ho 50
56 anni e sono l'assessore in quota Lega, logicamente, per quello che riguarda le deleghe sicurezza, ambiente, decoro urbano e alla protezione civile. Con due palle così, visto che siamo a Civitanova Marche, dove se odori troppo di Lega fino a qualche anno fa, insomma, non è che insomma venissi particolarmente amato. Poi le cose sono cambiate, adesso ce ne parlerai. Di fianco a te, in questo momento inquadrata dal nostro tablet, presentati. Ciao a tutti, io sono Daniela, sono l'addetto stampa dell'assessore Gognigni e l'addetto stampa del gruppo Lega di Civitanova Marche. Te capì, Daniela Pierangeli, e complimenti anche alla Daniela, si sono fatti centinaia di chilometri per essere in studio con Sammy Varin. Ma chi ve lo fa fare? Poi c'è un giovane che si chiama Diego Pagliarini, sempre di Civitanova Marche. Diego Pagliarini, e tu mi immagino che prendi in mano la situazione giovani della Lega. Diciamo che sono un militante di Civitanova e collaboro con i responsabili della provincia di Macerata, che saluto anche Corrado. Stiamo facendo un bel gruppo, stiamo lavorando bene in provincia. Diciamo che è un momento molto molto importante per chi ama la Lega al nord, al centro e al sud, è un momento direi quasi decisivo. Ma intanto sentiamo un po' di vostre voci allo 0266203529. Che ne pensate? Boing bidibi boing dong dini nini minini, poveri pescatori sbendurati, chillani umannati d'una vidi. Questo è sardo, non c'entra niente, però qui si parla di 'ndrangheta a Milano, in Lombardia, al nord. Cazzolina, noi lo dicevamo 20-30 anni fa, non mandate i mafiosi qui al nord, ce li mandavano qua al nord a scontare la pena, non mandateli, lasciateli dove sono, e ci hanno portato sto malaffare. Non dite che è colpa nostra, no, noi non c'entriamo niente, noi eravamo belle persone, brave persone. C'era anche qualcuno che parlava di fare la secessione dai mafiosi, pazzi. Le vostre voci, pronto? Sì, pronto, mi senti? Ciao, buongiorno. Ciao, sono Sergio da Trieste. Volevo per parlare di sicurezza, io direi forse Salvini non è il caso che faccia tanti selfie. Mi pare ieri sia successo che un cretino per fare i selfie gli ha rinfacciato sempre i soliti 49 milioni. Insomma, io direi che anche per un motivo di sicurezza dovrebbe smettere di fare questi selfie. Grazie, ciao. Grazie, ma sì, un altro gli ha rinfacciato: ma tu dicevi, cos'è che diceva dei napoletani? Ma non dicevi che i napoletani puzzavano, qualcosa del genere, solite cazzate. Chiaramente questo dipende da voi, e se iniziate a fare i deficienti è chiaro che Matteo Salvini nella vita può fare moltissime altre cose. I selfie li fa per avvicinarsi a voi, perché non so se l'avete capito, ma Matteo Salvini ha bisogno del contatto come lo avete bisogno voi. Cioè lui, perché va in giro secondo voi in tutta Italia? Tu dici, per fare campagna elettorale, sto cavolo. No, va in giro per capire, per ascoltare, per fare in modo che le vostre voci divengano poi progetti di legge, proposte di legge, decreti legge. Basta quel minuto che fate insieme a lui per fare il selfie, per capire che cosa va e che cosa non va. Questo è il modo più importante per un ministro dell'interno di tastare il polso alla popolazione. 0266203529, un'occhiata anche ai miei stupendi occhiali verdi, che oggi sono particolari. Il Dario Polini, che è stato in America, mi ha portato questi occhiali Google che metto esclusivamente quest'oggi, perché mi sembra di essere il cieco di Sorrento, però sono bello lo stesso. Pronto? Pronto, ciao Sammy. Ciao. Sono Claudio della provincia di Novara. Quella. Solo una domanda, così, diciamo quelle cose un attimo sfiziose. Dai. Ma che fine ha fatto la storia della sanità umbra?
Buona giornata. Mi vuoi fare piangere, insomma. Che fine ha fatto la storia della sanità umbra? Ma vuoi mettere in confronto al Salone del Libro? Quello sì che è un problema, ragazzi. Ci sono editori di destra, magari fascisti, al Salone del Libro di Torino. C'erano anche gli altri anni, ma non gliene fotteva niente a nessuno. Ma quest'anno c'è quello che ha pubblicato il libro di Salvini. Fascisti a Torino, anche Torino una città antifascista, e c'è quella dei 5 Stelle, ragazzi, che si è chiusa in bagno, non è più uscita, la salutiamo, l'Appendino. D'altronde, cioè, uno dice, se questi pagano, e allora mettete una legge che nessuno possa affittare uno stand se non è targato PD. Mettetela questa legge, fatela, e siamo tutti quanti contenti. Che pazienza, che pazienza. Fatemi un po' parlare con l'assessore alla sicurezza, perché qua c'è veramente bisogno di fare due chiacchiere. Allora, raccontaci un po'. Civitanova Marche, provincia di Macerata, 42.000 abitanti, uno dei comuni, forse il più grande della provincia di Macerata. Bandiera blu 2019 ho scritto anche, è importante perché c'è il mare e uno non lo sa. Ignoranti, a Civitanova Marche c'è il mare. Giuseppe Cognini, raccontaci del tuo comune, raccontaci anche della difficoltà, ecco, perché in questi giorni di candidature, chi si candida a fare il sindaco, non è il vostro caso, voi andate avanti tranquillamente, chi si candida a fare il consigliere comunale, ieri sono stato proprio a una presentazione di candidati vicino a Legnano, e non lo auguri a nessuno di fare il sindaco, perché è un momentaccio. Fare il sindaco ti fai un mazzo così, non smetti mai di lavorare, guadagni una stupidata, però è un'esperienza stupenda che secondo me bisogna fare. Fare l'assessore alla sicurezza, penso che dopo quello del sindaco sia una roba altrettanto cazzuta. Raccontaci un attimo cosa succede a Civitanova Marche, le tue esperienze, le tue emozioni di questi mesi che hanno accompagnato la tua carriera politica di questi anni. Allora, Civitanova Marche, come dicevi tu, Semi, è una città abbastanza grande, molto grande per le Marche, che ha circa 42.000 abitanti, e c'è un territorio anche molto ampio, circa 46 km quadri di territorio, quindi gestire un po' tutto non è facile, anche perché è una città di mare, quindi potete immaginare in estate noi arriviamo anche a 200-250.000 persone, quindi è una situazione per l'assessore alla sicurezza abbastanza complicata. Diciamo che io vengo dalla Lega dal 2009, io mi sono tesserato nel 2009, fine 2009, quindi per noi leghisti marchigiani dell'epoca era veramente molto molto difficile, perché ci sentivamo un po' come i legionari della Britannia, no? L'ultima legione, e perché oltre le Marche non c'era nulla, quindi venivamo continuamente attaccati dai centri sociali, ogni volta che si faceva un gazebo, ma guarda caso venivamo sempre, ecco, ripeto, attaccati, venivano a disturbarci, ci rubavano le bandiere e così via. Poi dopo le cose sono un po' cambiate, noi siamo rimasti sempre molto fedeli al partito, non abbiamo mai cambiato, e nel 2007 c'è stata questa grande evoluzione. Noi venivamo da un comune dove negli ultimi 5 anni della scorsa amministrazione c'era il centro-sinistra, e più che centro c'era la sinistra, quindi open, free, freedom. Addirittura il nostro ex sindaco, ragazzi, aveva invitato e ospitato a casa sua una famiglia rom. Penso che sia l'unico caso in Signori, Italia. qua si vuole emulare il presidente della regione Toscana, ragazzi. Cioè, assolutamente si può fare ancora meglio di Rossi, fantastico. Esatto. E ha organizzato all'interno del consiglio comunale, della sala consigliare, un evento che si chiamava Romanticamente. Cioè, romanticamente da Rom, esatto. Anticamente. Fantastico. Applauso in ritardo, però la fantasia, no? Piuttosto che pensare agli italiani in difficoltà, uno dice, ma questi sono Rom italiani. Sì, ragazzi, con tutto il rispetto, Rom, camminanti, sinti, che siete italiani, ma va benissimo. Quella è la coda
per le case popolari. Non vogliamo altro, vogliamo soltanto che vengano rispettate le leggi. Si bussa alla porta, si chiede un lavoro, magari ve lo diamo pure, perché no, dove sta il problema? Un trattamento uguale a tutti gli altri, cosa che purtroppo da sempre qui in Italia, perché solo qua in Italia, ricordiamo, ci sono campi rom e affini, non possiamo darvi, perché ci sentiamo sempre in debito con rom, camminanti, sinti, immigrati, gay, lesbiche e transessuali. Abbiamo un debito infinito verso queste categorie e so cazzi, se c'è un gay che ti bussa alla porta, caro imprenditore, e tu gli dici no, mi spiace, non posso darti un lavoro perché in questo momento sono pieno, e quello c'ha subito il telefono del giornalista di Repubblica, lo chiama e finisci in prima pagina e ti danno del leghista razzista e un po' fascista. Certo. Prego, riprendi. E poi addirittura, signori, avevano pagato pure un mediatore culturale per cercare consulti pubblici. È chiaro, quello con i capelli lunghi. Bravo, con il codino, certo. Che logicamente pagato con i soldi del comune perché dovevano studiare e capire qual è il fenomeno dei Rom. Ma oltre che questo, gli stessi Rom si erano impossessati di alcune zone della città e non volevano andare più a casa via, non volevano più andare via, erano rimasti lì, non giravano più, avevano trovato casa nella nostra città. Oltre che questo, noi avevamo il lungomare nord e il lungomare sud, noi abbiamo 6 chilometri di lungomare, che nel periodo estivo era terra per i senegalesi che vendevano merce contraffatta. Ecco, questo è un altro problema che solo negli ultimi tempi anche alcune amministrazioni non prettamente di centrodestra hanno deciso, non dico di cambiare, di stravolgere, perché lì ci vuole veramente un salviniano in tutto, però almeno di far rispettare le leggi, perché insomma anche gli stessi negozianti che ci si trovano a 20 metri dalla spiaggia e vengono derubati completamente dai turisti. I turisti comprano da questi africani che ti vendono le robe più pazzesche che si rompono dopo 24 ore e dentro a comprare non ci va più nessuno. C'è qualcosa che non funziona. Assolutamente. Poi c'era anche un gravissimo problema, che era il problema del sovraffollamento degli appartamenti. In alcuni appartamenti vivevano anche 20, 30, 40, 50 persone, impressionante. E questo non poteva più continuare. La nostra città è una città moderna che deve crescere. Poi con l'apertura della S77 c'è un collegamento diretto tra Foligno e Civitanova Marche, quindi gli umbri venivano, ma tantissimi, ripeto, noi in estate raggiungiamo anche le 200.000 presenze, quindi tantissime per la nostra città. E lì ci fu questo grande cambiamento. Il nostro sindaco Fabrizio Ciarapica, che saluto, che oggi so che è a Milano per lavoro. Ciao sindaco! E che è di una lista civica, comunque mi ha voluto fortemente, ha voluto la Lega fortemente insieme a lui per la vittoria. E abbiamo vinto e mi ha chiesto se me la sentivo di diventare l'assessore alla sicurezza. Voi che dite? Ho accettato o no? accettato, nonostante appunto poi praticamente una polemica al giorno quasi, perché qualunque cosa fai, decidi, ti spiattellano sul giornale, assolutamente, dandoti gli epiteti fascista, più pazzeschi, nazista e così via. Da lì le cose sono cambiate perché, cari amici, perché noi siamo molto presenti sul territorio. Perché fare politica a volte sembra facile, ma è difficilissimo. È una cosa che abbiamo tutti imparato, da Matteo, è il discorso di stare sul territorio, parlare con le persone, capire le problematiche. Io come assessore, nonostante che io abbia un lavoro, sono un imprenditore, sono sempre presente. Noi addirittura in pochissimo tempo abbiamo, penso in 8 mesi, allontanati tutti i rom dalla città. Noi facevamo picchetti dalla mattina alla sera in città. Abbiamo un rapporto eccezionale e continuiamo ad averlo con il prefetto di Macerata, con il questore di Macerata e con tutte le forze dell'ordine. Poi quando sanno che sono leghista, prendono paura di per sé. No, dicono ok, finalmente c'è qualcuno che lavora con noi, insieme a noi, ci dà una mano. Io dicevo i rom, no? Scusate, non avevo capito. Da lì praticamente abbiamo fatto una serie di controlli, abbiamo fatto una serie di perquisizioni, sono spariti dalla città. Vengono soltanto il sabato che c'è mercato che provano ad entrare, ma non riescono. I senegalesi
sono completamente spariti, non li abbiamo più visti. Perché? Perché c'è tuttora un'interforze con i carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e addirittura, signori, la Capitaneria di Porto, con il servizio in spiaggia. Una barchetta di senegalesi col cavolo a Civitanova Marche la affondano subito. Scherziamo naturalmente, però attenzione, questo è anche un bello spottone, visto che ormai siamo a 2 passi dall'estate, speriamo che arrivi questa estate. Passate le vacanze a Civitanova Marche, perché lì c'è un controllo assolutamente capillare sul fronte sicurezza, sul fronte africano che viene sulla spiaggia a venderti la roba e sul fronte purtroppo rom, sinti, camminanti, con tutto rispetto, ma ci mancherebbe altro, eccetera, però quando è troppo è troppo. Cioè ci sono zone d'Italia, lo sappiamo e lo sapete benissimo, dove in spiaggia non si sta tranquilli per più di 1 minuto. Ne passa uno al minuto, ti vende qualcosa, ti fa il massaggio, cioè viva il Coccobello, il vecchio venditore di Coccobello, niente, scappa pure lui perché è contornato da decine di africani che gli vendono pure a lui la mercanzia. Capite che c'è qualcosa che non funziona? Coccobello forever. Ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra poco. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Stiamo presentando una nuova collezione di materassi. Venite a provarli, vi aspettiamo con pagamenti rateali, senza interessi, con trasporto, montaggio e smaltimento dell'usato gratuito, con detrazioni fiscali e con il bonus mobili, con il recupero del 50% della spesa. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Briscia e Desenzano del Garda. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Padania Libera, e benvenuti a questa nuova puntata del Mondo di Tarkus. Il Mondo di Tarkus si aspetta ogni sabato sera a partire dalle 21:30 sulle frequenze di Radio Padania Libera. Il Mondo di Tarkus è tornato. E ci risiamo, la boldrinata del giorno. L'integrazione è uno strumento di sicurezza. Qua non va bene, noi andare fuori a cercare qualche 2-3 chilometri, noi mangiare non buono, la nostra colazione, pranzo, cena non buono, noi stiamo a sacrificare, tanto sacrificio. L'integrazione è uno strumento di sicurezza. Italia razzist mafia! Carabinieri prima razzist! Senza dare a queste persone la possibilità di sentirsi parte di una società, noi alimentiamo rabbia. Prima mafia del mondo! Polizia Italia, Carabinieri Italia bastardi! Risentimento, senso di esclusione. Sono buttani! Polizia Italia bastardi! Io mi auguro che il provvedimento sullo Ius Soli sia approvato entro la fine di questa legislatura, perché è giusto e perché è necessario e perché rimandarlo sarebbe un torto che normalmente, come tutti i torti, non porta bene. L'integrazione è uno strumento di sicurezza. Noi non paghiamo tasse, bella Italia, tutto gratis. Noi mangiamo, beviamo.
pasta al forno, insalata, Coca-Cola. Le tasse non paghi niente. E l'affitto lo paghi? Mai. Neanche. Bolli, assicurazione. Niente. Tutto gratis. Tutto gratis, Italia, bella Italia. Ma lavori? Ma quale lavoro? Chi ha perso il lavoro devo lavorare io. In pratica solo i testi lavorano. Allora tu le paghi le tasse in Italia. Bella Italia. Noi non paghiamo tasse, bella Italia, tutto gratis. Senza dare a queste persone la possibilità di sentirsi parte di una società, noi alimentiamo rabbia, risentimento, senso di esclusione, e non è quello di cui noi abbiamo bisogno, perché è giusto e perché è necessario. Bella Italia, tutto gratis. Potere al popolo, ragazzi. No, stavo parlando male, non vi dico di chi perché poi si arrabbia, però insomma ci sono quelli che votano ancora PD o che si buttano nell'agone politico all'interno del centro-sinistra, magari approfittando di avere 20 anni. Quando hai 20 anni cosa fai? Voti centrodestra? No, devi votare centrosinistra. Ma intanto i sondaggi dicono che la Lega non vince, ma stravincerà. Ma c'è da fidarsi dei sondaggi, signore e signori? Beh, qui c'è una canzone da ascoltare, simpaticissima. Lui è un cantautore di Varese che da sempre tiene viva la tradizione del teatro canzone di Gaber, di Iannacci. È uscito il suo nuovo album che si chiama Imparare dal tacchino. Lui è Luca Macciachini e sentite questa canzone intitolata per l'appunto Il sondaggista.
YouTube, è uscito il nuovo CD di questo cantautore della zona di Varese. E a proposito di Varese, vi ricordo che questo venerdì 10 maggio si cena alla Fattoria Gaggio di Gagliate Lombardo in provincia di Varese. C'è la cena delle idee a tavola con i cittadini in movimento, in poche parole progetti, proposte per raccontare Bodio Lomnago e capire quale sarà il futuro di Bodio insieme ai candidati al Consiglio Comunale e nel territorio. Una bella idea, cenare in compagnia, anche perché ci sarà un gazebo di Radio Padania, signori, è il caso di prenotare. Chiamate subito 389 80 93 874, 389 80 93 874. Signori, ancora qualche minuto con Civitanova Marche, ci sono venuti a trovare dalla provincia di Macerata la bandiera blu 2019, se non volete marocchini rompiballe in spiaggia dovete passare l'estate a Civitanova Marche. Perché? Perché c'è Giuseppe Cognigni, che lui è assessore alla sicurezza, che andrà in giro a controllare tutto quanto. Giuseppe, cos'altro aggiungere? Allora, io prima di salutarvi vorrei dire una cosa. Io lo scorso anno, grazie al senatore Arrigoni e a Matteo Salvini, sono stato candidato all'uninominale nel collegio di Civitanova Marche e Fermo. Purtroppo, nonostante io abbia preso il 35,40, non sono... Grande, cacchiolina, non ce l'hai fatta per un pelo. No, il Movimento 5 Stelle mi ha superato con il 37,2. Tranquillo, pazzesco. Non capiterà più. E con me nella lotta c'era all'epoca Mauro Lucentini di Montegranaro. Ciao Mauro! Ciao Mauro, grande! E lui è stato scelto come uno dei candidati nelle Marche per le europee. Quindi io qui ufficialmente dico a tutti quanti i marchigiani di mettere la X su Lega e sottoscrivere Lucentini. E noi non possiamo che essere d'accordo, perché lo sentiamo spesso il Lucentini. Chiaramente questo vale un po' per tutti voi, ogni zona d'Italia c'ha i suoi candidati alle europee, informatevi. Certamente fuori dal seggio ci sono tutte le liste, tutti i candidati, ma saperlo prima, anche perché potete scegliere un maschietto, una femminuccia e un altro maschietto. Ok, mi raccomandi. Cos'hai da dire tu invece? Io approfitto per salutare tutte le persone che ci stanno seguendo e un abbraccio, un saluto speciale al gruppo, prima gli italiani di Andrea Falappa e a tutti i moderatori e moderatrici dello staff. Un abbraccione grande, ragazzi. Daniela Pierangeli, complimenti Daniela, bella tosta, e come tutti i leghisti in tutta Italia, ragazzi, tra poco scenderemo fino alla Sicilia, dove c'è il primo sindaco leghista d'Italia, ma c'è ancora qualcuno che giustamente vuole mandare i saluti, è Diego Pagliarini, quello giovane, quello di 20 anni o giù di lì. Diego. Grazie per l'opportunità, Sammy. Ma prima di salutarvi ci tenevo a salutare il nostro responsabile nazionale Andrea Crippa, quello regionale Samuele dei giovani delle Marche, e in particolare quello della provincia di Macerata, che avevo salutato anche prima, Corrado, che è un mio grandissimo amico. Un saluto a tutti e un saluto marchigiano. È un onore avervi qui e soprattutto un onore vedervi poi alle varie manifestazioni. Mi diceva il Diego che ci siamo visti a Firenze. A Firenze la prima ci volta. siamo conosciuti a Firenze per la manifestazione sul referendum costituzionale, poi ci siamo rivisti a Pontida, a Milano. Pazzesco, e queste sono le emozioni. La Lega è anche questo. Lì ti accorgi che la Lega è davvero quella grande famiglia di cui parliamo, una famiglia che non si unisce spesso purtroppo perché siamo in tanti ormai e siamo anche lontani, ma quando ci si unisce è sempre una grande festa. Chiaramente la festa più grande è quella di Pontida, una volta all'anno in provincia di Bergamo, ancora non sappiamo la data, immaginiamo dopo le elezioni, quindi sarà giugno inoltrato, sarà luglio o magari rimanderemo a settembre.
Certo, la festa più vicina è quella di sabato 18. Già, che succede sabato 18 maggio? Saremo a Milano in Piazza Duomo, 16:30 Porta Venezia, poi si confluisce tutti in Piazza Duomo, una grande manifestazione per gridare vai Lega alle prossime elezioni europee, ma anche nelle tante elezioni comunali e regionali che ci sono a fine maggio, esattamente domenica 26 maggio. Continuiamo a urlare Forza Lega e abbiamo un connubio particolarissimo, visto che ci sono i nostri amici della Lega di Civitanova Marche in provincia di Macerata. Adesso andiamo a trovare invece ufficialmente lui è il primo sindaco leghista siciliano. La sua potrebbe essere soprannominata la Pontida della Sicilia. È il sindaco di Motta Sant'Anastasia in provincia di Catania, Anastasio Carrà. Ciao Anastasio! Ciao Sammy, ciao, buongiorno a tutti, ciao. Bello, oggi ti dico c'è Civitanova Marche qui in studio e ci colleghiamo anche con la Sicilia per dire insomma che la famiglia leghista, la famiglia salviniana diventa sempre più grande e non c'è da stupirsi appunto se la Lega vince in un comune siciliano dove già insomma c'era aria leghista, niente male, avevi avuto la benedizione ufficiale di Matteo qualche settimana prima e insomma l'altra settimana sei tornato a essere primo cittadino con grande allegria di noi che parliamo qui da RPL, quella storica Radio Padania che adesso è diventata la radio di tutti i leghisti d'Italia. Anastasio, le tue emozioni certamente trasmettile al popolo italiano. Assolutamente sì. Io ho avuto già il piacere di averlo a Motta Sant'Anastasia, Matteo Salvini, in occasione delle decorse regionali. Però, come tu dici, è sempre un'emozione unica. Comunque, il trionfo della Lega a Motta, diciamo che ha sorpreso gli osservatori della politica, non me e tantomeno Matteo Salvini, che ha ragione anche lui sul palco durante il comizio in chiusura della mia campagna elettorale, aveva già profetizzato che Motta sarebbe diventata la cittadina più leghista dell'intero Sud Italia addirittura. È andata così perché abbiamo vinto con il 45%. Wow. Una profezia la sua nata dall'attenzione che ha rivolto alla mia amatissima terra. Infatti il successo della Lega a Motta è stato il frutto di una coerenza ormai quasi quinquennale, perché abbiamo fatto talmente tanto che abbiamo utilizzato il metodo ormai della Lega, che è quello del fare. E quindi, come dicevo prima, già in occasione delle ultime regionali fui infatti detentore del record di preferenze come leghista in Sicilia con quasi 5.000 preferenze. Ragazzi. Sì, sono stato il più votato in Sicilia della Lega. Credo che alle ultime elezioni comunali i miei concittadini abbiano premiato la concretezza che noi abbiamo dato in tutti i 5 anni. E detto questo, ti confesso che è sempre emozionante salire su un palco con Matteo Salvini. Figuriamoci se sei su un palco a casa tua, perché lui mi ha dato l'opportunità anche di salirci a Roma in occasione di una manifestazione dello Ius Soli circa un anno fa, però a casa tua è tutta un'altra storia, guardare i tuoi cittadini, quei volti felici, pieni di gioia. E vorrei raccontare e condividere con voi un episodio bellissimo che si è verificato. Certo, dici. E cioè che un bambino in mezzo a, ti lascio immaginare che folle è una piazza gremita, un bambino che ha consegnato, che ha regalato a Salvini un disegno con su scritto, me lo ricordo benissimo perché è andato in quasi tutti i quotidiani: Salvini, crediamo in te, sei il nostro futuro. Che bello, che bello. Salvini naturalmente pubblicamente lo ha ringraziato e dal palco ha detto di essere più bello nel disegno
che dal vivo, quindi la sua ironia, ecco. Forte. E io credo che oggi la speranza di quel bambino è la stessa di tanti italiani, e sono certo che il nostro grande capitano non li deluderà, a partire da queste importanti elezioni che ci sono in Europa, un appuntamento importantissimo il 26 Ecco, maggio. a questo proposito, esatto, la circoscrizione delle isole, chi propone? C'è qualche candidato che vuoi nominare? No, io citerei tutti, naturalmente tutti i siciliani, e quindi c'è la Donato, Francesca Donato, la Ops, c'è Annalisa Tardino, Igor Gelarda e Angelo Attaguile. Questi sono i candidati, naturalmente in primis di tutti il nostro Matteo Salvini, in primis di tutti. Questi sono i candidati della circoscrizione Sicilia, e poi ci sono gli altri due della Sardegna. Io credo che l'importante è votare Lega, perché la Sicilia è davanti a un bivio storico, e credo anche inedito, perciò scegliere se votare per la prima volta per la Lega al Parlamento europeo, o invece affidarsi alle vecchie cariatidi dei partiti e della politica che hanno ridotto allo stato attuale quella che è la nostra splendida terra. Quindi oggi noi abbiamo l'opportunità di dare una svolta epocale. Vero, ed è davvero una battaglia verso chi se ne frega delle nostre terre, vuole la globalizzazione e vuole il riso della Corea e vuole l'olio che arriva dalla Turchia o dalla Tunisia, eccetera. Infatti, guarda, è inconcepibile che in settori vitali per la Sicilia, quali sono per esempio la pesca e l'agricoltura, debbano essere umiliati, mortificati da normative vigenti che sono fatti da burocrati che non sono mai stati né in un campo agricolo o su un peschereccio, e non hanno mai parlato con un pescatore, non hanno mai parlato con degli agricoltori. La politica della Lega è diversa. Vedasi il nostro capitano, che è sempre in mezzo alla gente, quindi ci vuole anche questo soprattutto. Sì, ci vuole anche coraggio, lo diciamo per tutti quelli che ci seguono da lontano, da molto lontano, come sei lontano tu, dalla Sicilia. Ci vuole anche coraggio per votare un movimento che si chiama Lega e che fino all'altro ieri hai ritenuto lontano effettivamente da te, e invece adesso scopri che dove governa la Lega, al nord, al centro, al sud, le cose vanno meglio, c'è più sicurezza, c'è più inclusione anche degli stessi immigrati, ragazzi. Dove governa la Lega, nelle regioni amministrate dalla Lega, gli immigrati lavorano onestamente anche più di noi, e li facciamo i complimenti, perché alcuni sono veramente tosti, molti si prendono pure la tessera della Lega a un certo punto. C'è più attenzione per il cittadino, c'è più attenzione per i nostri prodotti e guarda caso anche per le nostre tradizioni. Il Sud è pieno di tradizioni bellissime che non vanno assolutamente cancellate o messe in un cassetto per non dar fastidio agli altri. A proposito di tradizioni, mi devi assolutamente ricordare gli sbandieratori di Motta Santa Anastasia. Assolutamente sì, io te lo avevo già accennato quando ci siamo incontrati a Milano. Mi fa piacere che te ne sei ricordato, perché sono il nostro lustro. Guarda, ti do qualche indicazione, così anche ti incentivo a venire giù, te l'ho già promesso in estate, se vieni giù. Allora, noi abbiamo... Come? Certo, e come? Non vedo l'ora davvero, cavolo. Infatti. Guarda, noi abbiamo i rioni che sono 3 e questi i rioni sono in perenne competizione tra di loro, una competizione sana, leale. Lo sono per anche soprattutto in campo artistico e folcloristico, per onorare la nostra santa patrona, che è Santa Anastasia, che noi festeggiamo tutti gli anni in maniera, la definisco soft, in maniera normale, perché poi definiamo festa tra virgolette in dialetto Ranni, cioè grande, ogni 4 anni, e quest'anno capita la festa grande, che è il 22, 23, 24 e 25 agosto.
Dai. Allora, ogni rione ha un proprio gruppo di sbandieratori e la loro bravura è riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Loro sono affiliati a un'associazione, la Federazione Nazionale FISB, e i gruppi di sbandieratori più che altro sono anche importanti perché tengono impegnati per tutto l'anno centinaia di giovani, perché si allenano per poi dopo successivamente confrontarsi e misurarsi nei vari campionati. Naturalmente l'esistenza dei gruppi svolge a Motta un'importantissima azione culturale, associativa, aggregativa, e non dobbiamo dimenticare un altro fiore all'occhiello, che sono i nostri gruppi di Majoret, gruppi rionali naturalmente costituiti da donne, da ragazze, e che anche loro sono veramente molto importanti ai fini di associare, di aggregare. E ci sono anche dei gruppi di danze medievali di cui io, come primo cittadino, sono orgogliosissimo di averli a Motta. Grandissimo. Per noi rappresentano veramente qualcosa di importante per la comunità. Quindi le feste medievali invece quasi sempre ricadono tra la prima decade e la seconda decade di agosto. Ti chiedo scusa, ma mi permetto di fare un po' di pubblicità perché sono veramente delle tradizioni e delle feste straordinarie. Lo invito a livelli nazionali, un invito a livello nazionale a venire perché è qualcosa di bello da vedere. Minimo, e soprattutto perché ci stanno ascoltando in tantissimi che stanno ancora decidendo dove andare in vacanza, per cui se ci seguite da zone del centro del sud Italia comode, signori, l'occasione è d'oro. Andate a visitare Motta Sant'Anastasia in provincia di Catania e certamente lì chiedete del sindaco Anastasio Carrai, come minimo lo abbracciate e lo salutate da parte di Sammy Varin di Radio Padania. Anastasio, un grande saluto a te, al tuo comune, ma anche a tutti i leghisti siciliani per darmi questa grande opportunità. Ci vediamo il 18 maggio dove avrò il piacere di incontrarti e abbracciarti. Grande. Grazie ancora per questa opportunità. Ricordati, ti aspetto in Sicilia a Motta Sant'Anastasia. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Fortissimo, ciao. Questo è davvero forte, ragazzi, veramente. E soprattutto, come vi dicevo, bellissima idea incrociarci sabato 18 maggio qui a Milano. Verrete anche voi dalle Marche. Assolutamente sì. Ragazzi, è un'occasione, da tutta Italia ci becchiamo per gridare Forza Lega, Forza Salvini. Esatto. E anche per le elezioni europee molti mi chiedono: ma come mai Matteo Salvini si è messo da tutte le parti, eccetera? Proprio per quello, ragazzi, perché il segnale forte che dovete dare è mettere la X sul simbolo Lega, ma soprattutto scrivere Salvini, far capire che è davvero il capitano di tutta l'Italia che vuole cambiare, e questo è un segnale importantissimo. Altro segnale lo avremo questa domenica, ricordiamo che questa domenica ci sono i ballottaggi in Sicilia, i ballottaggi a Caltanissetta, Castelvetrano, Mazzara del Vallo, Gela e Monreale, e soprattutto a Gela, dove la Lega combatte con Forza Italia e i PD che si sono messi insieme. Mi viene da piangere, ragazzi. Vabbè, Matteo Salvini arriva questo venerdì sera a Mazzara e a Gela, per cui chi ci segue dalla zona lo potrà certamente abbracciare. Ragazzi, ce ne andiamo. Non prima di avervi ringraziato, Assessore, sei stato gentilissimo veramente a passarci a trovare. Poi questi sono tutti personaggi che dovete cercare su Facebook, ragazzi. Quelli tosti della Lega, li cercate, chiedete l'amicizia, cliccate mi piace, partendo proprio da chi abbiamo in studio, ma anche da chi intervistiamo. Anastasio Carrà è lì su Facebook che vi aspetta, così come la Daniela Pierangeli qua di fianco a me, Giuseppe Cognini, assessore alla sicurezza in quella di Civitanova Marche, e il Diego Pagliarini qua
di fianco a me, anche tu ci sei su Facebook. Ci sono anche su Instagram. Anche su adesso siamo presenti dappertutto. E ci sono anch'io adesso su Instagram, altrimenti mi consideravano troppo vecchio, no? Ho detto, Sammy, se non vai su Instagram, su Facebook ci vanno solo i vecchietti. Ma non è vero. Ma come? Cosa devo dirti? Mi hanno detto così. Testimonio io che lo sto guardando dal vivo, lui è giovanissimo, è un ragazzino. Su questo quindi non gli dite che è un vecchietto. Sei veramente gentile, poi avrai un bacino sulla guancia solo per te. Però ragazzi è meglio essere dappertutto, perché li abbiamo tutti quanti contro, per cui dobbiamo fare il massimo della pubblicità anche alla radio che state seguendo. E per quello che dico a voi che ci ascoltate in radiovisione, adesso io chiudo la diretta, ma voi dovete condividere la vostra radiovisione sulla vostra pagina Facebook, mi raccomando. Viva Civitanova Marche, alla prossima! Ragazzi. Ciao! Avete ascoltato Potere al Popolo.